amici di Galliera e di Vedelago, a tutte e due, no, io vi faccio tanti auguri che un domani ci possiamo vedere come una volta. Chiuso in casa perché lo sa, 97 anni fieramente portati e una vita regalata 2 volte dopo essere sopravvissuto al lager di Dachau, non si devono correre rischi. Il coronavirus è una cosa seria. Enrico Vanzini lo affronta come ha fatto sempre. Classe 1922, artigliere in Grecia, è sopravvissuto prima alla fucilazione, poi a Dachau, alla guerra e al campo di concentramento. È tornato a casa, pelle e ossa, 29 kg appena. Una fede incrollabile, una forza indomita, la stessa che lo ha sostenuto, ha aiutato a lottare e sopportare sofferenze che nessun uomo dovrebbe conoscere. Questa forza lo ha accompagnato per tutta la vita, portato dalla Lombardia al Veneto, dove ha trovato lavoro e casa. Per 60 anni di Dachau non aveva parlato. Adesso è cittadino onorario di Padova e Vedelago. Oggi, come ieri, Enrico va avanti con speranza e fiducia, nonostante l'età e nonostante il virus. Io sto bene, come penso e come credo di voi stessi. Quindi io vi apro il cuore mio verso tutti voi che siete dei grandi amici di cuore che un domani ci vedremo. Tanti auguri e tante belle cose a tutti quanti. Ciao e un grande saluto e un bacione a tutti.